Buona giornata a tutti, ben ritrovati in Focus TG in questo mercoledì 14 di settembre, puntata ricca di temi, di spunti, anche quella di oggi. C'è stata poco fa una protesta dei commercianti a Mestre che hanno addirittura strappato le bollette dell'energia. Dello stesso tema parleremo poi con un collegamento con Padova, iniziativa dell'Associazione Commercianti del centro storico della città del Santo. C'è ovviamente la cronaca con la morte di Andrea Riello, il cordoglio di tutti gli industriali veneti e italiani, proprio nel giorno in cui è stata formalizzata e annunciata la nascita di una associazione di industriali ancora più grande in tutta la regione. Poi, sempre per quanto riguarda la crisi economica, la chiusura dei palazzetti del ghiaccio, quindi siamo nel bellunese, la situazione di difficoltà anche degli allevatori, parleremo anche di scuole, del Mose, del possibile successore del vescovo di Vicenza che ha già consegnato le dimissioni avendo compiuto i 75 anni. Poi parleremo anche di Marostica che ha avuto un grande successo, un grande afflusso di pubblico per la partita degli scacchi nello scorso fine settimana, ma attende il pienone anche per il concerto di Andrea Bocelli di questa sera. E poi altri aggiornamenti in diretta dalla cronaca e da tutto il territorio. Partiamo però dalla morte di Andrea Riello, morte improvvisa, stroncato da un malore mentre si trovava nella sua azienda. È vasto il cordoglio nel mondo economico e politico proprio nel giorno in cui è stata annunciata la fusione delle associazioni di industriali di Padova, Treviso, Venezia e Rovigo. Diventerà la seconda Confindustria più grande d'Italia, un'idea che proprio Riello aveva lanciato nel 2008. È un lutto che colpisce l'imprenditoria veneta e italiana, l'improvvisa morte a soli 60 anni dell'industriale Andrea Riello, stroncato questa mattina da un malore nel suo ufficio della Riello Sistemi SPA a Minerve nel Veronese, fatale con tutta probabilità un infarto. I soccorsi sono stati immediati, ma Riello non si è più ripreso. Alla guida della società fondata dal padre Pilade nel 1963, uno dei rami della Riello Industries passata ai 4 figli maschi, Riello era stato a lungo impegnato in Confindustria. Dal 2005 al 2009 era stato presidente veneto dell'Associazione Industriali. Tra i molti incarichi anche la presidenza della Fondazione Campiello e i ruoli nei consigli di amministrazione di alcuni dei principali istituti bancari. La scomparsa improvvisa, prematura del manager ha sollevato un'ondata di commozione. L'attuale presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, si dice sgomento e pieno di dolore. È per me un esempio indimenticabile di uomo imprenditore. Sentiremo forte e a lungo la sua mancanza. Persona per bene, imprenditore vero, ricorda Emma Marcegaglia, ex numero 1 degli industriali, che lo aveva avuto nel suo direttivo. Ha dato visione, entusiasmo e progetti a tutta la nostra comunità imprenditoriale, aggiunge Leopoldo Destro, presidente degli industriali di Padova e Treviso. Un esempio per noi e le generazioni più giovani. Per la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorraine Bertone, era un innovatore e un autentico ambasciatore del Made in Italy. Unanime il cordoglio della politica, dal presidente del Veneto Luca Zaia, che lo descrive come un imprenditore illuminato e sempre con il sorriso, al segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella, che ne ricorda la tenacia e lo slancio all'internazionalizzazione. Un grande dispiacere, aggiunge via tweet Enrico Letta. E la lunga serie di attestazioni di stima potrebbe continuare, come continua la sua visione dell'associazione industriale. Riello è morto nel giorno in cui i rispettivi consigli generali voteranno la fusione tra Assindustria Veneto Centro e Confindustria Venezia Rovigo. Credo che sia anche un po' eredità sua, eredità del suo pensiero, di quello per cui ha lavorato come presidente di Confindustria Veneto. Sta dunque per nascere, anche sulla scorta del lavoro avviato nel 2008 da Riello, la seconda Confindustria più grande d'Italia. Lasciando evidentemente la decisione a chi la deve prendere, in vista poi dell'assemblea del 28, ma è stato un processo molto partecipato, molto condiviso. Questo è uno degli elementi, diciamo, di forse maggior forza del progetto. Siamo alla cronaca giudiziaria. Aveva fatto dei commenti sul décolleté non di una collega ma di una cantante. Dopo mesi un lavoratore che era stato licenziato per molestie sessuali è stato reintegrato.
Licenziato con l'accusa pesante di molestie sessuali a una collega e poi reintegrato al lavoro dopo aver appurato che l'episodio contestato e le frasi erano solo un malinteso. Questo quanto capitato ad un dipendente di un'azienda che si occupa di forniture di gas a Padova, che a marzo era stato licenziato per giusta causa. L'uomo era stato accusato da un'addetta alla vigilanza della stessa azienda di averle rivolto frasi sexy e apprezzamenti sul décolleté. In realtà il dipendente, insieme al suo avvocato, ha dimostrato che i suoi pensieri, effettivamente esternati con toni piuttosto allusivi, erano rivolti alla cantante Anna Mena, che la sera prima si era esibita sul palco di Sanremo. L'episodio infatti è avvenuto il 9 febbraio e anche l'addetta alla vigilanza, che si era sentita offesa dalle frasi sessiste, aveva ammesso che il tema della discussione era la giovane cantante spagnola. Tuttavia si era rivolta ai vertici dell'azienda e poco dopo l'uomo era stato licenziato per molestie sessuali. Il dipendente si è rivolto così al giudice del lavoro, che dopo aver fatto chiarezza sulla vicenda ha disposto che l'uomo sia reintegrato al lavoro. La società dovrà anche pagare le mensilità non retribuite nei mesi del licenziamento e coprire le spese legali sostenute. Diamo conto dell'ennesimo incidente mortale sulle strade del Veneto, la quinta vittima nel corso del mese di settembre in provincia di Treviso. È un operaio 57enne bosniaco morto in località Mansuè sulla strada tra Pordenone e Oderzo. Purtroppo questa è l'ennesima vita nella strada, ormai non passa giorno che sentiamo queste brutte notizie. Falciato mentre attraversava la carreggiata e sbalzato a terra ormai esanime. La cronaca dell'ennesima vittima della strada arriva da Mansuè, dove alle 6:30 del mattino un operaio di 57 anni di origini bosniache, Idris Amidovic, ha perso la vita venendo travolto da un'auto lungo via Porto Buffolè, poco lontano dall'impresa edile in cui lavorava, la Cimitan di via Vizze. All'altezza del distributore di benzina, una Renault Captur che procedeva in direzione Oderzo lo ha urtato violentemente con la parte anteriore destra, come testimoniano il fanale rotto e il parabrezza sfondato. Al volante un medico straniero di 73 anni residente a Pordenone, il cui destino si è tragicamente incrociato con quello di Amidovic, che dopo aver bevuto un caffè si stava portando sull'altro lato della strada in un punto in cui in realtà non ci sono le strisce pedonali. Dispiace per la vittima, anche perché non è un abitante locale, è un bosniaco che ha cercato fortuna anche lui nel nostro comune. Lascia la moglie, che peraltro è rimasta in Bosnia, e 2 figli. Certamente che morire sulla strada al 58 anni è sempre terribile e speriamo che questa carneficina termini. Amidovic è morto praticamente sul colpo, sul posto su M118, allertato dallo stesso automobilista, vigili del fuoco e carabinieri della compagnia di Conegliano per i rilievi. Il 73enne sarà ora indagato per omicidio stradale, ma il sindaco ammette che l'arteria a teatro dell'incidente è di per sé pericolosa. No, non è il primo purtroppo incidente stradale, ne sono successi altri. Dobbiamo invece riuscire, e ci stiamo noi riuscendo con l'aiuto della provincia, a mettere in sicurezza questa benedetta strada, in modo che, ripeto ancora, questa carneficina finalmente termini. Altra strada spesso teatro di incidenti è la Romea. C'è stato uno scontro tra un pullman e un tir, 12 feriti, non in gravi condizioni e traffico ovviamente in tilt. Attimi di paura nel primo pomeriggio verso le 13:30 per lo scontro tra un pullman con a bordo operai e un tir lungo la Romea all'altezza di Valli di Chioggia, all'incrocio con il ristorante Volpin. 12 le persone rimaste ferite, ma non in gravi condizioni. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, il SUEM e le pattuglie della polizia locale, impegnate varie ore per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. Sembra che i mezzi si siano scontrati mentre il tir era sul punto di svoltare. Il pullman, dopo l'impatto, è rimasto fermo con i passeggeri contusi a bordo, che mano a mano sono stati soccorsi dal 118. Tra i feriti anche il conducente, che ha riportato un trauma cranico. 3 di loro, tra cui l'autista, sono stati trasferiti con l'ambulanza all'ospedale di Piove di Sacco, 9 invece in quello di Chioggia per essere visitati. L'incidente ha inevitabilmente provocato code e rallentamenti al traffico. A proposito di sicurezza stradale, tra poco sentiremo i consigli di un esperto. Dopo la pausa pubblicitaria, state con noi.
Ancora ben trovati in Focus TG su Rete Veneta, mezzogiorno e 13 minuti. Dicevamo della sicurezza stradale, un tema che è diventato purtroppo di stretta attualità nel corso dell'estate, con una lunga scia di vittime che ha caratterizzato le cronache del mese, soprattutto del mese di agosto, ma anche, come abbiamo sentito poco fa, anche di questo mese di settembre. È un tema centrale e arriva un appello da parte di un esperto di sicurezza, campione del mondo di rally, dirigente AC Sport, si chiama Luigi Pirollo. Partite 5 minuti prima, è inutile arrivare tardi e avete paura di arrivare tardi al lavoro di qua e di là. Partite 5 minuti prima, non ti cambia, ricordatevi che la vita è una. Sono queste le parole che Luigi Pirollo, pilota e campione del mondo di rally, rivolge a chi ogni giorno gira le chiavi, accende un motore e corre lungo le strade. Parole dette da chi della velocità in sicurezza ne ha fatto un mestiere, parole mai come oggi importanti anche solo per salvare una vita. Basterebbe diminuire, almeno far metà degli incidenti che ci sono in giro. Questo è quello che vi chiedo, ma ve lo chiedo col cuore, perché quando vedo sui giornali morire dei ragazzini io divento pazzo, perché non esiste nel 2022 avere questo tipo di incidenti. Incidenti mortali tante volte evitabili. La distrazione dovuta all'uso del cellulare alla guida rimane l'ombra più grande e pericolosa del nostro tempo. Telefonino, tutti che girano col telefonino, abbiamo le macchine col Bluetooth e non lo usano, sempre col telefonino in mano. Cinture di sicurezza, tanti li mettono, tanti non hanno ancora capito che è obbligatorio metterlo. Cellulare e cinture di sicurezza a parte, la velocità rimane sempre il nemico numero uno per la sicurezza stradale. La velocità è una delle cause più grandi, oltre ai telefonini, è la velocità, perché con le macchine di adesso si viaggia tanto forte. Tanti dicono le strade sono brutte, sì, le strade sono brutte, ma se tu cominci a rispettare i limiti, le strade possono essere brutte ma vai piano. Nelle strade normali io stesso vado piano perché ho paura, perché non sono solo io che guido, ci sono anche gli altri che guidano. Si è schiantato con il suo furgone contro un sottopasso e ha preso perfino la multa. Un nostro telespettatore però non ci sta e fa partire un esposto. Vediamo cosa è successo. Immaginate di essere in Viale De Gasperi a Bassano, alla guida di un furgone alto, diciamo 3,5 metri. Immaginate poi di svoltare in direzione di Cartigliano e di trovarvi di fronte a un sottopasso di cui non immaginavate l'esistenza. Ecco, ora dobbiamo metterci nei panni di un nostro telespettatore che, alla guida di un furgone, si è trovato davanti questo sottopasso e ci è andato a sbattere. Il malcapitato ha segnalato la faccenda al comando di polizia locale, beccandosi pure una multa che, al momento, sta addirittura bloccando il risarcimento del danno da parte dell'assicurazione. Così, dopo aver fatto un esposto all'Unione Consumatori, si è rivolto a Rete Veneta e noi siamo andati a vedere questo benedetto incrocio. Stiamo entrando in strada Cartigliana da Viale De Gasperi e già qui la situazione è un po' complicata perché la linea tratteggiata si trasforma in linea continua senza indicazioni che ci possono far scegliere se stare sulla destra o sulla sinistra. Poi ci si avvicina ed effettivamente è segnato Cartigliano da una parte oppure verso il sottopasso, ma vediamo che qui indicazioni sul sottopasso non ce ne sono. Questo è l'incrocio tra via Gerola e strada Cartigliana, con la possibilità o meno di entrare nel sottopassaggio. Andiamo a vedere. Vedete, qui c'è un cartello che obbliga a svoltare a destra, uno che impedisce di andare verso Viale De Gasperi, ma a questo punto ci si trova a porsi delle domande. Vediamo la strada che può aver fatto il nostro telespettatore. Si scende ed effettivamente qui non c'è alcun segnale di limiti di altezza dei mezzi. C'è un segnale che dice attenzione, si può allagare il sottopasso. Qui proseguiamo verso il sottopasso, ci passiamo sotto e nessuno ci ha mai detto qual è l'altezza minima. Qui siamo in via Cartigliana, ma dalla parte opposta. Facciamo questa curva e qui, se vogliamo imboccare il sottopasso, effettivamente c'è un cartello che ci dice
che è alto almeno 3,40 metri, ma c'è solo effettivamente da questa parte. La situazione non è affatto semplice a questo punto e la faccenda è molto più complicata di così. Il resto ve lo raccontiamo domani. Aggiornamenti dunque che seguiremo con ulteriori sviluppi. Andiamo ora a Vicenza. La riapertura delle scuole ha portato ovviamente molto traffico, ma c'è un problema in più, cioè la chiusura del ponte di Debba. Traffico scatenato, file, strade intasate, cartolline da Vicenza, con tanti saluti all'armonia automobilistica da quando è ricominciata la scuola. Abbiamo cercato di gestire al meglio il trasporto pubblico locale, che si deve attestare anche su quelli che sono gli orari definitivi che verranno nei prossimi giorni da parte delle scuole, quindi con un incremento importante anche in termini di trasporto pubblico degli studenti, che era mancato a causa del Covid negli ultimi 2 anni. Ma i nodi del traffico sono legati anche ai cantieri con l'asfaltatura delle strade e non solo. C'è anche il blocco del ponte di Debba, che è stato chiuso per questioni di sicurezza. Il ponte Debba è stato chiuso perché a seguito degli accertamenti che abbiamo fatto su tutti i ponti in città si è rivelato quello più malmesso dal punto di vista proprio della struttura, addirittura ci sono dei punti marci, per cui non regge il peso di auto e mezzi più pesanti. Da lì passa anche uno scuolabus con dei bambini che viene dalla zona di San Pietro in Trigogna e Casale, capite la pericolosità. Su questo il sindaco non si assume la responsabilità di riaprirlo perché mettiamo a repentaglio la vita delle persone. Insomma, per ridare ossigeno al traffico della zona c'è bisogno di trovare soluzioni alternative e non è escluso che venga realizzato provvisoriamente un ponte militare. Sicuramente sentiremo anche il genio militare per capire se ha delle soluzioni tecniche alternative all'attuale viabilità, quindi un ponte temporaneo, se è fattibile. Se non fosse fattibile dovremmo intervenire civilmente attraverso una struttura che però per alcuni mesi rimarrà chiusa e che va a sostituire quella attuale. Per rimettere a posto il ponte di Debba, oltre a risorse economiche importanti, servono più di 6 mesi di tempo da quando iniziano i lavori. In tal caso il progetto probabilmente prevederà anche una corsia per le auto, così da tenerlo come passaggio in attesa di realizzare il nuovo ponte di Debba, per cui ci vorranno 2 anni. Poi 2 anni per un nuovo ponte che sarà la soluzione a tutti i mali della viabilità di quell'area, di quella zona, con un ponte che porterà direttamente in zona Vicenza Est, collegandolo anche a Longara Vicenza, quindi una viabilità alternativa importante che manterrebbe quindi i vecchi ponti di Debba, soprattutto ciclopedonali o per le emergenze, come è accaduto in questo caso, da riaprire per le macchine solo in caso di lavorazioni importanti su quello nuovo. Da un ponte di una città stradale a un ponte di un'altra città pedonale, Ponte Malvasia a Treviso, c'è stato il crollo di un terrapieno proprio nel cuore del centro storico. Sul posto i vigili del fuoco per mettere l'area in sicurezza. Abbiamo sentito un rumore importante e siamo usciti e abbiamo visto che è crollato questo muro. Siamo un po' spaventati, quello sì. Il rumore sordo che questo barista ha sentito verso le 11 di stamattina è quello del crollo di una porzione di terrapieno a Ponte Malvasia, in via Trevisi, a 2 passi dalla pescheria. Proprio quello della palazzina che ospita il locale Malvasia e un B&B. Parte del muro ha ceduto senza però interessare la passerella pedonale né il ponte su cui subito si sono radunati diversi curiosi. C'erano delle persone che erano qua, camminavano e basta. Poi è arrivato un pochino di altra gente a vedere e nulla. Anche perché il locale è chiuso. Il locale in questo momento è chiuso. I presenti hanno avvisato gli agenti della polizia locale, che a loro volta hanno fatto intervenire sul posto i vigili del fuoco, che hanno eseguito una serie di accertamenti sulla staticità dei manufatti coinvolti. Una parte del plateatico era probabilmente in condizione di pericolo, per cui tutta la zona è stata preclusa e messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Subito dopo è intervenuto anche, oltre il sindaco, anche il settore dei lavori pubblici con alcuni operai per verificare che tutto fosse messo in sicurezza. Per cui allo stato attuale il ponte di Malvasia è sicuramente transitabile. Ulteriori approfondimenti spetteranno ora ai privati, così come il ripristino del muro di sostegno.
Siamo al terzo giorno di ripresa completa delle attività scolastiche. Il trasporto pubblico però è già andato in difficoltà con gli autobus pieni, strapieni e anche studenti appiedati. Vediamo. Primo giorno di scuola e ci sono già dei bocciati o quantomeno rimandati a settembre, ma a quello di quest'anno perché serve intervenire subito. Parliamo del trasporto pubblico per gli studenti. Tra ieri e oggi si contano a Bassano diversi disagi, con bus pieni ben oltre il limite di capienza consentita e numerosi ragazzi appiedati, come ci racconta uno dei genitori. Ieri primo giorno di scuola e primo giorno con dei ragazzi e delle ragazze che sono rimaste a piedi alla fermata dell'autobus del SVT. Non è che dobbiamo rassegnarci a questa situazione, è necessario prendere coscienza, chiedere dei cambiamenti, per cui io ho segnalato a SVT questa situazione, ho chiesto che le scuole si potessero coordinare meglio con gli orari per queste prime settimane di scuola, dove ci sono ancora degli orari provvisori, ma perché altrimenti il rischio è che ogni giorno ci siano problemi di servizi di questo genere. Ieri un conducente è addirittura sceso dal mezzo per spiegare agli alunni, molti dei quali minorenni, che non c'era posto e che sarebbero stati costretti a restare lì senza poter salire a bordo. Un problema anche per alcuni abbonati che dunque, oltre alla beffa, hanno subito anche un danno economico. La nostra Regione deve potersi anche impegnare in questo versante qui, perché ne va della qualità dei trasporti dei nostri figli e delle nostre figlie quando vanno a scuola, e che non è accettabile che sia a questo livello di ammassamento e con tutte le situazioni che rendono difficile anche lo svolgimento del lavoro da parte degli operatori di SVT, di autisti che cercano di fare il loro lavoro al meglio possibile, ma che non vengono messi magari in condizione di dover portare del numero di ragazzi superiore a quello che è possibile. Problema in realtà che ha diverse generazioni alle spalle, come chi vi parla potrebbe raccontare, ma speriamo che venga risolto al più presto. Tempo di un'altra pausa pubblicitaria, tra poco ancora cronaca dal nostro territorio. Ripartiamo dalla cronaca giudiziaria. Per l'alluvione del 2020 a Torri di Quartesolo è arrivato un avviso di garanzia al sindaco Marchioro, che è indagato per omissioni d'atti di ufficio e per creazione o continuazione di pericolo. Il sindaco ha comunicato tramite la sua pagina Facebook che intende difendersi e confida nella giustizia. È il sindaco stesso, Diego Marchioro, ad avvisare i suoi concittadini sulla pagina Facebook del comune di Torri di Quartesolo per aver ricevuto una doppia informazione di garanzia, si legge, in qualità di sindaco sia come indagato sia come parte offesa per i fatti legati all'alluvione del 6 dicembre 2020 che riguardò i quartieri Pini e Casoni. Le indagini sono proseguite e hanno maturato un avviso di garanzia, un'informazione di garanzia per me e per altre persone. Accuse dalle quali il sindaco intende difendersi, confidando nella giustizia. E la giustizia deve fare il suo corso, io sono fiducioso comunque nel buon esito di questa indagine. Diciamo che la contestazione è un mancato avviso, quindi omissione d'atti d'ufficio e creazione di pericolo. Queste sono due accuse che non condivido naturalmente. Ho già nominato i legali di fiducia e quindi aspetto l'evoluzione poi dell'inchiesta, ripeto, con fiducia nella giustizia. 2 anni fa la rottura improvvisa dell'argine della roggia Caveggiara che portò l'acqua del Tesina ad entrare nella roggia provocandone l'esondazione, si legge nel commento a margine in cui spiega: ho passato una vita a difendere Torri dalle piene del Tesina e mi ritrovo ora amaramente con un avviso di garanzia a causa di questo fiume per il quale ho speso giornate, nottate e grande impegno nell'arco di qualche decina d'anni. Quasi 1200 cittadini di Cortina d'Ampezzo hanno scritto una lettera appello al presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach contro il rifacimento della pista da bob per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. L'iniziativa è firmata dal Comitato Civico Cortina. La richiesta contenuta nel testo è di imporre alla Regione Veneto, al Comune di Cortina e alla Fondazione Milano Cortina 2026 di rinunciare alla costruzione della pista da bob a Cortina perché non
sostenibile sotto l'aspetto economico e ambientale. Il plico partirà per la sede del CIO questo venerdì 16, giorno in cui il presidente del CIO, Bach, sarà a Roma per essere insignito del collare d'oro del CONI. Staffetta salvavita della Polizia di Stato e del sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia, che hanno fatto arrivare in tempo un antidoto per un bimbo che rischiava l'avvelenamento. L'antidoto a Padova doveva arrivare in poco tempo a San Vito, al tagliamento in provincia di Pordenone, per salvare un bambino di meno di un anno che aveva ingerito un solvente particolarmente tossico. Il piccolo è stato salvato grazie ad una staffetta notturna organizzata dalla SORES, struttura operativa regionale d'emergenza sanitaria del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con i 2 COA, i centri operativi autostradali di Udine e del Veneto, che hanno trasportato d'urgenza uno speciale antidoto che si trovava solo al centro di riferimento tossicologico di Padova e doveva arrivare a San Vito al tagliamento. La polizia stradale ha trasportato lo speciale antidoto fino a Porto Gruaro, dove al casello autostradale A4 lo ha consegnato ad un'ambulanza del sistema sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia. Il bambino ora è fuori pericolo. Un altro salvataggio rocambolesco a Carmignano di Brenta, qui protagonista è un animale. Una micetta finita sul grande albero davanti al municipio di Carmignano di Brenta è stata salvata dai vigili del fuoco, che l'hanno aiutata a scendere sotto gli occhi dei residenti di via Marconi, che avevano dato l'allarme sentendo miagolare fin dal mattino tra i rami dell'albero. Dopo numerosi tentativi sono arrivati i vigili del fuoco di Cittadella, che l'hanno fatta scendere consegnandola al proprietario. I Montecchi e i Capuleti, non c'entra molto la storia d'amore tra Romeo e Giulietta, ma siamo nel castello proprio di Romeo, il castello di Montecchio Maggiore. Sono in fase conclusiva i lavori per proteggere la struttura e allontanare dalla torre i corvi. In fase di ultimazione lo sfratto dei corvi che da tempo imperversavano sulla torre del castello di Romeo, uno dei simboli di Montecchio che insieme a quello di Giulietta è stato destinatario di interventi di manutenzione da 1 milione di euro negli ultimi 5 anni. Tra le problematiche, infatti, quelle relative ai particolari inquilini, le taccole, corvidi che nidificano nelle fenditure, sporcano e portano semi che fanno poi crescere piante infestanti, mettendo a rischio la conservazione della struttura. Per questo si è optato per lo sfratto, con lavori ad hoc che vanno a chiudere l'accesso ai buchi con delle reti. È un intervento anche questo importante di manutenzione e appunto servirà a rendere il torrione più pulito e soprattutto fare in modo che questi uccelli, che sono veramente tanti, è un problema in questo momento, si spostino da un'altra parte. L'altro intervento riguarda la pulizia e la sistemazione delle mura nel castello di Giulietta. Questo intervento in particolare va a ripristinare le mura del castello di Giulietta e la pulizia della torre del castello di Giulietta. Sono interventi necessari appunto per togliere le erbe e fare in modo che anche la pioggia oppure gli agenti atmosferici come il ghiaccio così non rovinino le mura del castello. Apriamo la pagina dedicata ai temi dell'economia, delle bollette, delle proteste relative. Ce n'è stata una poco fa a Mestre, ci colleghiamo per questo con Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui in Piazza Ferretto a Mestre, dove sta andando in scena una vera e propria protesta da parte di commercianti e anche imprenditori. Questo per quale motivo? Ovviamente per dire no a gran voce al caro bollette e alle cifre spropositate che si stanno trovando di fronte moltissimi commercianti, moltissimi imprenditori, ma anche moltissime famiglie. Questo ormai è sotto gli occhi di tutti noi. Insieme a me qui c'è Massimo Zanon, presidente di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia e Rovigo. Benvenuto Zanon. Allora, innanzitutto questa è una protesta simbolica, stracciamo le bollette ma per lanciare un chiaro messaggio. Beh, innanzitutto è cercare di rincuorare anche tutto il mondo che è associato, e qui rappresentiamo non solamente una categoria ma anche le altre che sono in piazza, perché il problema sta colpendo dalle famiglie a qualsiasi tipo di impresa
E non dimentichiamo anche che le stesse attività che rappresentano il core dei costi anche dei comuni, dell'amministrazione pubblica, della sanità. Questo è un problema che sta scoppiando dove nessuno si salva e dove le scelte che sono state fatte finora sono state sempre di recupero ma mai di grande attenzione e di prospettiva. E corriamo il rischio che questo continui ancora. Questo significherà per molte imprese e anche per molte famiglie di non avere la forza di andare avanti. Parliamo di aumenti davvero spropositati, triplicati, quadruplicati, come è impossibile sostenerli? Non c'è dubbio che ci sono delle situazioni che non si riesce a capire in base a cosa sono così esplose, perché i consumi dovrebbero corrispondere a un riferimento anche ai stessi consumi di periodi diversi e non di tantissimi anni fa. Comunque la situazione, visto così com'è, va regolamentata in modo diverso, vanno fatte delle scelte che devono essere delle scelte non di parte di qualcuno che le pensa in un modo o in un altro, ma nell'interesse unico del Paese, per tentare in qualche maniera di metterci una pezza, visto che i danni che sono già stati fatti comunque sono già molti e si corre il rischio di non avere neanche nessuna risorsa per poter poi dare una mano a tutto quel mondo che verrebbe espulso sia dal tessuto urbano e commerciale sia dal tessuto delle imprese e le famiglie ancora più povere. Anche perché quello che erano riusciti a guadagnare rialzandosi molti commercianti l'hanno perso o lo stanno perdendo praticamente pagando queste bollette. Guardi, quest'anno scadono i mesi che c'erano di franchigia per chi ha dovuto ricorrere all'aiuto dello Stato per quanto riguarda la pandemia. Questa pandemia è superiore a quella precedente, ma le scelte che sono state fatte finora non hanno ancora ragionato in questo modo. Servono ancora risorse non a pioggia e tantomeno regalate, ma che siano nelle condizioni di poter mettere i bisogni di liquidità delle imprese meno liquide per poter pagare le bollette e tutte le scadenze. Se una di queste cose uno non le paga in brevissimo tempo, l'azienda va a farsi benedire, perché vanno a suonare tutte le campane a morto di quando uno non inizia a pagare. E se vuol pagare comunque ha bisogno di credito e le banche per far credito hanno bisogno di margine e di utile, e l'utile anche quest'anno ce lo sogniamo tutti. Presidente, ma come si è arrivati a questa situazione? Eravamo preparati, ce lo aspettavamo, ma come si è arrivati? Sono in molti a parlare di speculazioni. Ci sono tanti motivi, ma partiamo dal primo. Abbiamo fatto una scelta nel 2021 di iniziare verso fine anno a dare un giro di vite per diventare nell'arco di pochi anni, 2021-2030, più green come Paese, come Europa. È una scelta che tutti condividiamo, il metodo però forse che è stato fatto non ha tenuto conto che avevamo appena avuto una grandissima situazione anomala, che tra l'altro non è neanche finita e non sappiamo come andrà ancora questo inverno, e di conseguenza scelte che devono essere ragionate in termini di eccezionalità, non che significa che noi non dobbiamo più preoccuparci di inquinare meno e di cambiare anche il sistema del nostro approvvigionamento delle energie per far funzionare le case, le famiglie e le imprese. Ma tutto questo va fatto con un lasso di tempo ben diverso. Mi dispiace chi ragiona, che dice che per risolvere il problema mettiamo su tutti il fotovoltaico. Benissimo, non ci sono né i prodotti per farlo né le imprese che lo installano e spesse volte non ci sono neanche le risorse, per cui una delle tre blocca le altre due e non si può dire che in 6 mesi cambiamo il modo di creare l'energia. Comunque è una volontà per quanto riguarda il mondo di Confcommercio, decisamente sì, però lo dobbiamo fare in tempi diversi. Un motivo, l'altro motivo è scoppiata la guerra e su questa guerra sono state fatte delle scelte che però stanno pagando i singoli cittadini e le imprese, e non è assolutamente corretto pensare che chi ha fatto la scelta, che comunque può essere anche condivisa da larghe parti del Paese, su questa scelta la deve far pagare sempre agli ultimi. Se non dovesse esserci nell'immediato questa inversione di tendenza, questo cambio di marcia, lei che cosa vede per i prossimi mesi? Vedremo tante saracinesche, tanti capannoni, tante piccole imprese che non ce la faranno e saranno costrette a fermarsi, e avremo molte persone che una volta andavano a fare la spesa magari economica che andranno a farla ancora meno o addirittura salteranno qualche giorno, perché con i soldi alla fine quelli sono. Pensiamo al mondo delle pensioni, che non è così flessibile da poter avere aumenti, ma se ci sono degli aumenti fissi ogni casa ha
queste cose singolarmente. Quindi è una situazione che va gestita in modo eccezionale e non facendone un problema di appartenenza politica, ma sentirsi una volta per tutti gli italiani impegnati verso l'Italia. Dal punto di vista economico è peggio di quanto accaduto durante la pandemia? Assolutamente sì, nella pandemia comunque c'era la speranza e alcuni settori che in qualche modo hanno cercato di rintuzzare il problema e anche lì comunque eravamo andati fuori tempo perché pensavamo un anno, invece ne abbiamo avuti 2 e siamo ancora in corso. Però da un punto di vista, diciamo così, dopo i primi momenti dove sembrava che il paese dovesse essere chiuso, un minimo si è mosso. Quest'estate è stata un'estate che per noi che siamo aree fortemente turistiche di ripresa, ma questa ripresa già da fine settembre non è più la stessa e quindi avremo grossi problemi a pensare da qua all'estate se ancora continuerà così. Con questa protesta, con questo straccio simbolico di bollette con cifre esorbitanti, voi che messaggio volete dare e soprattutto a chi? Noi oggi abbiamo invitato in piazza anche tutte le amministrazioni comunali delle nostre 2 province, perché il problema è comune. Piuttosto che continuare ognuno ad avere una ricetta diversa, dobbiamo riuscire a far capire che comunque si devono fare delle scelte che non sono quelle che sono state fatte finora. Finora le scelte fatte sono un pannicello caldo per chi ha la febbre a 40. Grazie Presidente, ringrazio il Presidente di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia Rovigo, Massimo Zanon. Se non ci sono altre domande io restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, grazie al tuo ospite. Tra poco iniziativa simile anche da Padova, saremo in collegamento con il caffè Pedrocchi. Ora pausa pubblicitaria, state con noi. Ancora ben ritrovati, buona giornata, Focus TG fino alle 13.30 su Rete Veneta. Continuiamo dunque a parlare di caro energia, abbiamo visto questa protesta, questo strappo simbolico di bollette a Mestre, sono in difficoltà tante strutture, abbiamo sentito dell'ipotesi di settimana corta a scuola, la riduzione e la limitazione dell'energia e del consumo di energia a livello europeo. Parliamo anche della situazione degli stadi del ghiaccio, che sono strutture energivore. Dopo la decisione di chiudere quelli di Alleghe e Tai di Cadore, si guarda con apprensione al futuro degli altri impianti sportivi presenti in provincia di Belluno. Il comune di Cortina ha infatti chiesto alla SEAM la verifica degli strumenti per capire dove trovare le risorse necessarie per proseguire l'attività dello stadio. A Feltre l'assessore allo sport ha incontrato i gestori della struttura e le previsioni sono tragiche. La proiezione per l'anno prossimo prevede costi che passerebbero da 167.000 euro attuali a più di $500.000. L'assessore Zatta è pronto ad avviare approfondimenti con i sindaci degli altri comuni, sedi di impianti sportivi del ghiaccio e con le relative società. Sarebbe un bruttissimo biglietto da visita in vista delle Olimpiadi 2026, dice ancora l'assessore. Intanto, domenica prossima ad Alleghe, lo vediamo dal cartello, a partire dalle 11 è in programma un sit-in di solidarietà contro la chiusura degli impianti sportivi e del ghiaccio. Lo slogan è più che eloquente: non lasciateci morire. Io vedo collegata, non so se mi sente, la nostra Valentina Visentin da Padova, non è ancora pronta, e allora parliamo ancora di imprese in difficoltà, imprenditori delusi dall'Europa che non ha dimostrato unità. Secondo l'ufficio studi di Confindustria il 30% delle imprese è a rischio, siamo a Treviso. Per parlare della situazione delle imprese, decine di chiamate in questi giorni sono arrivate agli uffici proprio delle associazioni industriali per avere informazioni. Che l'Europa abbia un po' deluso in questa partita, direi sicuramente sì. La fiducia nell'Europa inizia a vacillare nel distretto produttivo del nord-est, qui dove gli imprenditori si sono anche indebitati per far fronte al calo di consumi generato dalla pandemia, all'impennata dei costi e all'inflazione. Fonti interne all'associazione che rappresenta gli industriali riferiscono che il telefono sta diventando bollente, tante le chiamate di imprenditori che cercano informazioni su quali strumenti sono disponibili per gestire la situazione. Il centro studi di Confindustria
ipotizza che il 30% delle imprese è a rischio default, un dato poco distante dal panorama della Marca. Il mondo dell'impresa è alla finestra, sta attendendo effettivamente che i provvedimenti governativi e i provvedimenti eventualmente della comunità prendano atto. Noi continuiamo a fare il nostro lavoro fiduciosi che questa questione venga risolta nel migliore dei modi. Dal distretto dello Sport System, che tiene grazie al know-how, a quello del turismo, dei palazzetti del ghiaccio che chiudono, fino ai grandi marchi che fermano linee di produzione. Unioncamere, dopo la redazione di un documento urgente condiviso con le categorie, non nasconde lo scoramento. Le aspettative erano altre. Mario Pozza parla di un paese, l'Olanda, che continua a fare i suoi porci comodi. Uso questo termine perché lo meritano, perché abbiamo una concorrenza sulla tassazione delle imprese che non c'è negli altri paesi europei, e continua a pontificare e a dar lezioni a tutti. Con il problema del gas lo stesso, perché ce l'hanno una borsa. Io credo che si debba fare anche una riflessione su un'Europa che viene condizionata da questi piccoli paesi che tutto sommato poco contribuiscono rispetto a quello che l'Italia dà assieme agli altri grandi paesi. C'eravamo illusi che il PNRR rappresentasse un disegno condiviso. In questa vicenda sono tornati gli egoismi nazionali, chiosa Giuseppe Milan, direttore di Assindustria Veneto Centro. Aggiunge però: la partita non è ancora finita, l'appello a fare presto è unanime. Le imprese hanno bisogno di certezze, mi stanco a dirlo, ma purtroppo è così. Senza certezze, dunque, diceva Pozza. Senza porte è il Caffè Pedrocchi di Padova, dove c'è la nostra Valentina Visentin per parlare di un'altra iniziativa dell'Associazione Commercianti del Centro di Padova. Buongiorno Valentina. Buongiorno Mirko, e senza speranze, o forse le speranze ci sono, quelle dei commercianti del centro, con Massimiliano Pellizzari, che oggi hanno invitato tutti i candidati dei partiti alle prossime elezioni politiche, perché in questi giorni i commercianti hanno fatto una raccolta firme, hanno firmato un manifesto che oggi viene dato ai politici perché si debbano prendere un impegno effettivo per aiutare le attività commerciali in ginocchio a causa del caro energia. Ma innanzitutto abbiamo raccolto in 3 giorni oltre 300 firme, sono 300 firme di imprese, di partita IVA, di gente che non ce la fa più, che ha terminato la liquidità, e queste le consegneremo ovviamente ai candidati al Parlamento, dopodiché faremo firmare una petizione, cioè più che una petizione l'abbiamo chiamata dichiarazione di intenti o manifesto, dove fondamentalmente chiediamo loro un impegno tangibile, concreto, perché nel momento in cui dovessero essere eletti al Parlamento della Repubblica Italiana, entro pochissime settimane possano adottare tutte quelle misure necessarie per calmierare i costi dell'energia. Ci stanno arrivando ovviamente bollette fuori controllo, fuori misura. Dobbiamo ancora capire se si tratta solo di una speculazione, se c'entri la guerra, se c'entrino le sanzioni. Qualcuno ce lo dovrà spiegare. Noi comunque non abbiamo più liquidità, o paghiamo le bollette, o paghiamo gli affitti, o paghiamo i fornitori, o paghiamo i dipendenti. Il rischio di licenziamenti, di licenziamento è elevatissima, perché non abbiamo più la possibilità di poter onorare i contratti di lavoro, con delle ricadute anche sotto il profilo sociale enormi. Ecco, finché stavamo parlando sono arrivati tantissimi esponenti, è facile fare promesse, poi insomma si spera che questa firma sia la garanzia che gli impegni vengano mantenuti. Beh, noi siamo persone affidabili, quando ci mettiamo la faccia e quando stringiamo la mano o apponiamo una firma, per noi quella vale più di ogni altra cosa. Spero che sia così anche per i politici, e ne siamo fiduciosi, perché altro non possiamo fare. E allora lasciamo andare Massimiliano Pellizzari, che dovrà dare il benvenuto ai suoi ospiti e spiegare questo manifesto. Noi vi lasciamo con le immagini della loggia del Caffè Pedrocchi, che si sta riempiendo proprio in questi istanti con tutti i principali candidati alle prossime elezioni. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina, grazie al tuo ospite. Dunque un tema che continuiamo a sviluppare sentendo diverse voci dai commercianti. Adesso siamo agli allevatori. Anche il comparto agricolo è in sofferenza per i costi della voce energia, i costi delle bollette, ma quest'autunno potrebbe essere ancora peggiore. Lo conferma il presidente dell'Associazione Allevatori, che lancia anche un appello a tutti i veneti. L'estate è stata dura per gli allevatori veneti, sia per chi è salito nel peggio, sia per chi ha le stalle in pianura.
L'esplosione delle materie prime e i costi per l'energia alle stelle hanno ridotto i margini per un settore che sta vivendo da qualche anno una fase molto complicata. Ma quel che porterà in dote l'autunno potrebbe essere ancora più amaro per gli allevatori. L'autunno sarà molto difficile, è difficile fare un intervento su queste dinamiche, però se prosegue tanto quanto quello che sta succedendo finora, il rischio che un 20% di aziende entri in difficoltà, quindi diventi a rischio fallimento o chiusura, è grosso. Il rischio che una stalla su 5 chiuda è concreto e questa sarebbe una Caporetto per i territori vocati all'allevamento come la Pedemontana, l'Altopiano e il Bassanese. L'appello del settore è forte e chiaro ed è rivolto a tutti. Consumare locale. Noi ci siamo, ci mettiamo la faccia, sapete che la nostra filiera è una filiera corta, quindi comprate locale e comprate dal nostro sistema. Abbiamo detto prima di questa lettera di quasi 1200 cittadini di Cortina che chiedono di non iniziare i lavori per la pista da bob in vista delle Olimpiadi 2026. Sempre a Cortina invece c'è un'altra notizia, ci sono 7 persone indagate dalla Procura di Belluno per un'inchiesta sulle pubblicità di una nota marca automobilistica per l'ipotesi di violazione di vincoli culturali e paesaggistici a cui è sottoposta proprio la città di Cortina. Nel mirino dei magistrati ci sarebbero 5 funzionari del comune di Cortina in servizio all'epoca della stipula dei contratti pubblicitari con la casa automobilistica e anche 2 dirigenti della sede veronese della stessa azienda. L'inchiesta vuole accertare se l'installazione di questi mega cartelloni pubblicitari nel parcheggio della stazione dei Pullman e in Corso Italia abbia rispettato le norme. Secondo i magistrati ci sarebbe stato l'assenso del comune di Cortina, ma non quello, che pure è necessario, della sovrintendenza ai beni paesaggistici. Nell'indagine c'è anche l'installazione delle pedane davanti all'hotel Posta, su cui la casa automobilistica espone i modelli più innovativi della propria gamma. Un'area che è stata dichiarata di rilevante interesse pubblico già nel 1952. Tra l'altro questa azienda è sponsor da molto tempo di eventi sportivi che a Cortina si svolgono e sarà anche principale sponsor delle Olimpiadi. Vedremo come andrà a finire. Abbiamo parlato prima di trasporto scolastico e delle inevitabili e antiche difficoltà che si verificano appunto per il trasporto dei ragazzi e dei giovani da casa verso scuola e viceversa. L'avvio, per dire che ci sono anche notizie positive, l'avvio è stato senza intoppi anche per le scuole primarie e secondarie di primo grado. Certo, mancano ancora alcuni insegnanti, ma una scuola importante ha riaperto i battenti all'insegna delle novità. A Belluno parliamo della rinnovata Gabelli. Io ho visto l'emozione dei bambini, l'emozione degli insegnanti e l'emozione anche mia, che sono stata un'alunna delle Gabelli. Insomma, siamo arrivati alla fine di un percorso che è stato molto faticoso, un'estate di fuoco. Il suono della campanella dopo 13 anni di attesa, tanto è durata la chiusura delle scuole elementari Gabelli, un'istituzione per Belluno. I lavori avviati dalla precedente amministrazione e completati dai nuovi inquilini di Palazzo Rosso si sono conclusi sul filo di lana. Per questo l'assessora alla scuola e alla formazione Roberta Olivotto rivolge parole di elogio nei confronti del personale comunale. Vorrei ringraziare gli uffici comunali perché si sono veramente dato tanto da fare con competenza e cuore, a partire dagli uffici tecnici, i manutentivi, l'ufficio scuola, la polizia locale, ma anche molte altre persone degli altri uffici, perché hanno veramente collaborato in un progetto che è stato anche molto complicato. Avvio regolare in tutte le altre scuole del territorio comunale. Dopo le manutenzioni estive tutto partito in maniera molto regolare, non sono state segnalate criticità e la nostra amministrazione ha voluto essere vicino alle scuole, andando a salutare all'inizio dell'anno scolastico gli assessori e molti consiglieri, andando a salutare le scuole primarie e le secondarie di primo grado. Tra i problemi da affrontare, quello che desta maggiore preoccupazione è legato al caro energia. Questa preoccupazione c'è ed è molto forte
perché abbiamo dei rincari che sono poi stati superiori a quelli che erano stati previsti. Abbiamo parlato ieri, abbiamo incontrato le dirigenti scolastiche che devo dire che sono arrivate con delle proposte sul tavolo, delle proposte per aggiustamenti di orari, per aggiustamenti di servizi, quindi io sono molto grata anche alle dirigenti scolastiche che hanno percepito questo problema e stanno collaborando con noi. A proposito ancora di scuole, andiamo in quartiere San Lazzaro a Vicenza. La scuola d'infanzia Rossini è stata rinnovata per l'assessore all'istruzione Tolio. È una risposta alla richiesta dei servizi educativi del quartiere. Scuola dell'infanzia Rossini a San Lazzaro, quartiere densamente popolato dove la richiesta di servizi educativi è elevata. Qui sono 72 gli iscritti e una ventina al nido vicino, zona in controtendenza visto il calo demografico generalizzato. Il nuovo anno è ripartito all'insegna dell'epoca pre-Covid, anche per i piccoli, e tante le novità e gli investimenti che riguardano questa scuola sistemata durante i mesi estivi. È una scuola che aveva una certa età e pertanto quest'estate siamo intervenuti rifacendo tutto il pavimento nuovo, sistemando il riscaldamento, cambiando i radiatori, alcuni tubi e prossimamente cambieremo anche i serramenti. Questo perché? Proprio perché riteniamo che ogni quartiere debba avere la sua scuola e la sua scuola aggiornata e la sua scuola bella. 17 le scuole materne comunali che hanno accolto 900 alunni, mentre 330 sono i bimbi dei nidi, per una ripartenza all'insegna della normalità e del cauto ottimismo. Quest'anno ripartiamo all'insegna della normalità, partiamo con prudenza ma con cauto ottimismo. Auspichiamo tutti che sarà un anno positivo, un anno all'insegna proprio di quelle che sono le normali pratiche. È chiaro che non possiamo prevedere cosa succederà, ma noi siamo assolutamente ottimisti, siamo pronti ad affrontare un inverno, pronti ad affrontare anche tutte le problematiche che ci stanno assillando in questo periodo. Torniamo a parlare di trasporto perché è arrivata la notizia di uno sciopero nazionale di tutte le lavoratrici e lavoratori dipendenti delle imprese del trasporto pubblico locale a causa di gravi eventi lesivi della sicurezza e dell'incolumità dei lavoratori. Lo sciopero è di 8 ore che sarà attuato in forme, in tempi e in modi diversi nelle varie città. Per quanto riguarda la provincia di Treviso, ci informa l'azienda MOM, Mobilità di Marca SPA, l'astensione dal lavoro sarà questo venerdì 16 settembre dalle ore 15 fino a fine servizio, quindi è sostanzialmente salva la fascia di orario delle scuole e invece per i lavoratori ci sarà qualche problema. Sono quasi le 13, allora facciamo un'ultima pausa pubblicitaria, poi parleremo ancora di trasporti, nello specifico di taxi, ci collegheremo con Marostica che attende il concerto di Bocelli e tante altre notizie dal territorio. A tra poco. Di nuovo ben trovati e buona giornata in Focus TG fino alle 13:30. Parliamo di tassisti, un unico numero di telefono per tutti i taxi del Veneto è una delle principali richieste degli utenti dei taxi, secondo uno studio che è stato condotto dalla CGA di Mestre. Il problema riguarda soprattutto i centri più piccoli. Noi chiediamo che tutti i ragionamenti che vengono fatti sul servizio taxi siano fatti partendo dalle esigenze dell'utente, perché non dobbiamo costruire un servizio sulle esigenze delle parti economiche a cui dopo l'utente dovrà adeguarsi. Se siamo servizio pubblico è la parte economica che deve adeguarsi al servizio pubblico. Il servizio è offerto dai taxi del Veneto, visto e giudicato con gli occhi del cliente. Oltre a 292 motoscafi, in Veneto sono attivi 734 taxi, di cui circa 500 nelle città capoluogo, che trasportano complessivamente 5 milioni di passeggeri con un fatturato di 75 milioni di euro. L'indagine dell'ufficio studi della CGA di Mestre promuove la categoria, ma con alcune richieste. La cosa più importante che è emersa, che ha stupito anche noi, sono due. Per primo, che l'utente, nonostante utilizzi l'app, vuole comunque avere la possibilità di avere il telefono. Seconda cosa, che vorrebbe avere un numero solo da chiamare in modo da interrogare tutti i taxi.
Secondo Gabriele Stevanato, presidente del Consorzio Veneto, che associa 12 cooperative di taxi, tra cui le 5 più grandi della regione, a Venezia, Padova, Treviso, Vicenza e Verona, il servizio funziona se si inquadra in un sistema organizzativo ampio, anche al di fuori delle principali città. Ci sarebbe bisogno di aiutare in qualche maniera tutte queste piccole realtà ad entrare in un sistema tecnologico per poter dare complessivamente in tutto il Veneto un servizio migliore e perché quando una persona chiama il taxi vada sempre il taxi più vicino. Questo significa prima di tutto costi minori per l'utente. Seconda cosa, ma non meno importante, meno inquinamento, perché se la macchina è più vicina si muove meno e quindi vuol dire anche meno inquinamento. Ora andiamo a Marostica. È stato grande il successo della partita a scacchi nel fine settimana appena trascorso, baciato anche dalle condizioni meteo favorevoli. C'è grandissima attesa e si annuncia un grande pubblico. Tanti saranno anche gli stranieri per il concerto di Andrea Bocelli questa sera in Piazza degli Scacchi. Allora, per parlare di tutto questo, il collegamento con Alex Giuliano insieme al sindaco di Marostica, Matteo Mozzo. Buongiorno Alex. Grazie per la linea, siamo a Marostica in un luogo particolare perché siamo in piazza a Marostica e qui si respira ancora in maniera forte, in maniera tangibile l'emozione per quello che è stato e per quello che sarà. Ci riferiamo alla partita a scacchi che ha fatto registrare in tutte le serate il sold out e anche la domenica pomeriggio, ma ci riferiamo anche all'evento straordinario di questa sera che vedrà a Marostica esibirsi Andrea Bocelli. Una Marostica che dunque diventa il centro del mondo per quello che riguarda il territorio in riferimento alla cultura, l'ombelico del territorio per quello che riguarda gli eventi di caratura internazionale e non solo. Siamo qui con il sindaco di Marostica, Matteo Mozzo. Intanto ben trovato sindaco, un'estate quella di Marostica che ha fatto registrare numeri da record. Partiamo dal Summer Festival fino a Bocelli di questa sera. Sì, buongiorno Alex, buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Sì, quest'estate a Marostica diciamo che si è segnata veramente la ripartenza dei grandi eventi e la ripartenza del pubblico internazionale, oltre che a quello italiano, che è tornato in massa nel nostro territorio e non solo. Il Summer Festival si è concluso in maniera ottimale con oltre 35.000 persone. Partita a scacchi, l'evento clou della nostra città per storia e tradizione, ha avuto il tutto esaurito in tutti gli eventi con oltre 15.000 presenze, di cui il 40% straniere, e adesso siamo anche in sold out per Bocelli con tutti i 5.000 posti occupati, di cui oltre il 60% arriva dall'estero. Quindi direi che un grande risultato non solo per la città, ma che porta benefici a tutto il territorio, soprattutto per quanto riguarda i pernottamenti e la ristorazione. Sindaco, concentriamoci un attimo sulla partita a scacchi, che è un evento che si è trasformato quest'anno veramente in una pagina di storia, perché tante novità, un allestimento anche diverso, diversi costumi, l'aiuto anche della tecnologia, ma poi è stata veramente un'edizione che ha appassionato forse più di tante altre il pubblico presente. È stata una partita a scacchi leggendaria. Diciamo che la città di Marostica ha una cosa di cui posso fregiarmi e essere anche veramente felice come sindaco, ed è l'orgoglio a livelli estremi dei propri cittadini. La partita a scacchi è l'orgoglio della nostra città e si è rivisto in questa edizione. 4 anni di stop non ha, diciamo, fermato o congelato questo orgoglio, ma anzi lo ha esaltato, e quindi c'è stata veramente una voglia da parte di tutti i figuranti, di tutto lo staff delle organizzazioni Pro Marostica di metterci il doppio dell'impegno che di solito già ci mettevano, e i risultati sono stati entusiasmanti. Basti pensare alla partita del sabato sera che, nonostante i circa 20 minuti di pioggia che ci hanno visto costretti a interrompere lo spettacolo e a far uscire i figuranti, abbiamo deciso col presidente Bucco, a cui aveva dato tutto quanto il grande appoggio, di non aver interrotto il momento, ma semplicemente chiesto a tutti i presenti di attendere per vedere se l'evento temporalesco passava.
ci ha dato fiducia anche il tempo, e avvisando tutti quanti le persone presenti sugli spalti che riprendevamo, lo scosso di applausi è stato entusiasmante. Non sono andate via persone durante l'interruzione, ma anzi sono rimasti tutti quanti sugli spalti, una parte sopra chi aveva l'ombrello o le mantelline, mentre gli altri nel sottotribune, e quindi veramente c'è stato l'entusiasmo da parte delle persone che era palpabile, e penso si sia sentito anche poi di conseguenza sui figuranti. Siamo riusciti a fare anche i fuochi finali, merito del nostro fuoquista che ormai arriva da una grande esperienza ultraventennale qui a Marostica, che ha dato comunque il grande spettacolo della cascata con naturalmente foto e video di rito. Sindaco, diamo anche dei numeri, perché abbiamo parlato di presenze da record, quindi oltre 50.000 insomma per i vari eventi. Questa sera c'è Andrea Bocelli che ha fatto segnare, è inutile dirlo, il tutto esaurito, ma tornando a parlare della partita a scacchi, figuranti e volontari, anche qui una folla veramente oceanica di persone che hanno dedicato tempo e passione. Sì, un esercito di 1000 persone. Sembra incredibile dirlo, ma la partita a scacchi muove 1000 persone in piazza, nel sottotribuna, nelle cucine, in tutto quello che è il servizio d'ordine, e è veramente un esercito che non si ferma, e anche se non a livello, come posso dire, da professionisti, in realtà alla fine lo risultano, perché non so quante altre città potrebbero impiegare la stessa forza in modo anche così facile. Sindaco, in chiusura, prima di cedere la linea allo studio, una battuta su Andrea Bocelli. Questa sera l'orgoglio, lei parlava prima dell'orgoglio dei marosticensi, ma l'orgoglio anche di un'amministrazione, comunque di una città che riesce a portare qui un artista di questo calibro. Sì, tra l'altro è la seconda volta che Valerio Simonato riesce a portare Bocelli qui a Marostica, e penso sia soprattutto merito della nostra piazza e dei nostri bellissimi territori. Se non avete altre domande da studio per quello che riguarda gli eventi, la cultura, lo spettacolo di questa sera qui a Marostica, è tutto, a voi la linea. Grazie Alex, grazie al sindaco di Marostica Matteo Mozzo, e allora buona serata a chi potrà godersi questo concerto questa sera in uno scenario meraviglioso come Piazza degli Scacchi. Torniamo in Laguna, perché il Ministero delle Infrastrutture ha annunciato la partenza dei lavori di manutenzione del MOSE, il sistema di dighe mobili che protegge la città dalle acque alte. Si comincia con la barriera alla bocca di Lido Tre Porti, la prima, che fu calata in acqua nel 2013. Se ne occuperà il raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Fincantieri. Il gruppo avrà il compito di estrarre le paratoie, ripulirle, trattarle e verificarne la funzionalità. Le operazioni si svolgono nella cosiddetta fase di avviamento del MOSE, visto che il MOSE stesso non è ancora completato. La manutenzione provvisoria, come ha spiegato il Ministero, serve anche a raccogliere informazioni e dati per elaborare il capitolato in vista della gara per la manutenzione, che poi sarà a regime. Al presidente Mattarella chiedo che tutti siano chiamati a fare la loro parte in questo momento di difficoltà. L'appello arriva da Don Armando Trevisiol, insignito del titolo di ufficiale dal Capo dello Stato. Una sorpresa inaspettata. Questa mattina è arrivato dal Capo dello Stato Mattarella il conferimento di ufficiale a Don Armando Trevisiol. Alla fine della mia vita, perché ho 93 anni, ricevere da parte dello Stato italiano, di questo mondo così, dei rappresentanti del mondo civile, questo riconoscimento mi fa molto bene, anche perché, vede, io ho tentato sempre di tradurre il messaggio cristiano in qualche cosa che si riferisce a Dio, la speranza, la misericordia del Signore, il messaggio di fraternità. Però ho sempre pensato che questo debba tradursi in un impegno di carattere solidale sociale. Da questo sono nati
i centri Don Vecchi. Don Armando Trevisiol, parroco di Carpenedo, oggi in pensione, fondatore dei centri Don Vecchi, si è sempre adoperato per gli anziani e le persone in difficoltà economica. Ecco perché nessuno sul territorio è sorpreso per questo meritato riconoscimento, dai politici ai cittadini che si congratulano anche attraverso i loro profili social. Aver ricevuto questo riconoscimento dall'alto dei suoi 93 anni porta Don Armando a lanciare un appello per far fronte a questo ennesimo periodo di difficoltà. Quindi ringrazio il Capo dello Stato per questo riconoscimento e gli dico: guarda, signor Mattarella, che questo suo riconoscimento mi spinge a spendere le ultime gocce di energia che ho, le ultime ore della mia vita su queste problematiche, e questo vorrebbe essere anche un messaggio a tutti gli uomini di buona volontà di fare la loro parte, e credo che assieme si può risolvere tutto. Quindi anche ai politici mi è impossibile pensare che non possono trovare dei terreni comuni su cui operare. Allora, congratulazioni a Don Armando per questo riconoscimento che gli è arrivato dal Quirinale, congratulazioni anche per la vitalità che ha a 93 anni e che continua a mettere a disposizione della comunità. Ne ha un bel po' di meno, 18 anni meno, 75, ma è l'età pensionabile il vescovo di Vicenza, Monsignor Beniamino Pizziol, che tra l'altro è originario proprio della diocesi di Venezia, è di Cavallino Treporti, ha compiuto i 75 anni, quindi come prevede la normativa ha rassegnato le dimissioni nelle mani del pontefice. Adesso si attende che il Papa decida il suo successore, ma già è partito, come spesso succede in questi casi, il toto nomi. Chi sarà il nuovo vescovo di Vicenza? Domanda semplice, risposta difficile, imprevedibile, ma solo fino a un certo punto. Partiamo dalle certezze. Beniamino Pizziol, nominato da Papa Benedetto XVI a capo della diocesi vicentina il 16 aprile del 2011, ha compiuto 75 anni il 15 giugno e, seguendo le prescrizioni del diritto canonico, ha rassegnato le dimissioni. Adesso tocca a Papa Francesco decidere chi sarà l'80° vescovo di Vicenza. I possibili nomi sono coperti dal più stretto riservo, ma circolano 3 ipotesi. Monsignor Renato Marangoni, attuale vescovo di Belluno Feltre, 64 anni, originario di Crespano del Grappa. Se fosse lui il successore di Beniamino Pizziol, l'annuncio potrebbe arrivare terminate le celebrazioni per la beatificazione di Papa Luciani. Ma c'è una seconda e anche una terza ipotesi. Monsignor Giuliano Brugnotto, 59 anni, rettore del seminario di Treviso, dove adesso è vicario generale della diocesi, docente alla facoltà teologica del Triveneto a Padova, dove il preside è Don Andrea Toniolo, 58 anni, padovano di Galzignano Terme, teologo molto apprezzato, autore di diverse pubblicazioni. È lui il terzo nome che circola per guidare la diocesi di Vicenza. Ma questi 3 nomi, ripetiamo, sono solo ipotesi. Non è detto che Papa Francesco non guardi fuori dal Triveneto per scegliere il nuovo vescovo di Vicenza. Beniamino Pizziol, quando ha rassegnato le dimissioni, aveva auspicato una scelta celere del suo successore, ma così non è stato. Di solito l'iter viene chiuso entro l'anno solare e mancano solo 3 mesi e mezzo alla fine del 2022. Insomma, il tempo scorre e la scelta ormai appare imminente. La domanda ad oggi è ancora senza risposta. Chi sarà il nuovo vescovo di Vicenza? Andiamo ora a Padova, dove stanno festeggiando i 140 anni le cucine economiche popolari, una realtà da sempre vicina alle città e alle persone maggiormente in difficoltà. È stato pubblicato un libro, ma c'è anche una ricca serie di iniziative per questo importante anniversario.
A noi piace far festa, ecco, credo che bisogna ritornare anche dopo il Covid a festeggiare, a far memoria. A me piace molto la parola memoria, far memoria, perché è una storia molto lunga, 140 anni, ma la storia delle cucine si intreccia con la storia di Padova, perché ha delle radici molto radicate all'interno di questa città. Quindi per noi festeggiare vuol dire anche festeggiare proprio per la città di Padova. Festa per le cucine economiche popolari di via Tommaseo per i suoi 140 anni di attività. Un'attività svolta sempre cercando di dialogare con il territorio, senza cambiare mai la sua missione. Le cucine hanno dato risposta a tanti bisogni, sono partite per le famiglie povere di Padova, poi venivano gli universitari perché non c'erano le mense, venivano gli operai perché qua vicino c'erano parecchie fabbriche. Con la legge Basaglia 1978 la chiusura dei grandi istituti psichiatrici, quindi le persone poi vagavano per Padova, venivano a mangiare qua, anni 80 la tossicodipendenza, anni 90 l'immigrazione. Attualmente le persone che arrivano qua sono il 18% italiani e il resto arrivano da 80 paesi diversi. 140 anni sono l'occasione per mostrare soprattutto quello che facciamo e per comunicare con il territorio, come ci ha sollecitato a fare il Vescovo Claudio quando è stata istituita la fondazione che gestisce le cucine popolari nel 2017. Più di 56.000 pasti distribuiti, oltre 2.000 prestazioni mediche effettuate, quasi 200 coperte date a chi ha bisogno. Questi i numeri del 2021 delle cucine di via Tommaseo. Un'istituzione che nei suoi 140 anni di storia ha saputo sempre rinnovarsi. Il nostro desiderio è di restituire le cucine alla città di Padova, quindi che ritorni ad essere una mensa frequentata anche da chi lavora e quindi vieni a mangiare qua perché per noi al centro c'è la relazione, quindi un luogo, vogliamo essere un luogo caldo dove uno si sente conosciuto e riconosciuto e sta bene quando entra qua. Aveva provocato una serie di polemiche la chiusura del centro medico legale dell'INPS di via Fogazzaro a Mestre. Polemiche, ribatte l'istituto, che sarebbero infondate perché il centro è stato semplicemente spostato a Marghera in un'area più facilmente accessibile. Un'operazione dove si risparmiano più di 100.000 euro all'anno di soldi pubblici, quindi credo che sia un segnale importante per un presidio medico-legale INPS su Mestre che rimane intatto nella sua efficacia, anzi diventa più fruibile per parcheggi e anche per locali, e credo che questo sia una buona notizia che ci sentiamo di dare oggi. È soddisfatto il direttore regionale dell'INPS Veneto Antonio Pone. Da ottobre il centro medico legale di via Fogazzaro a Mestre si trasferisce in via della Pila a Marghera, in ambienti messi a disposizione dall'INAIL. Una soluzione che non solo permette di risparmiare l'affitto da 116.000 euro della precedente struttura, ma mette a disposizione degli utenti uno spazio più facilmente accessibile, in cui peraltro la vicinanza dell'INAIL snellirà la gestione di determinati casi. Il paziente che viene a visita da INAIL e su cui il medico INAIL nutre qualche dubbio di competenza lo fa vedere anche immediatamente al medico INPS che è presente in sede e quindi la soluzione si trova immediatamente, evitando tutto quel flusso di comunicazioni che prima era imposto dalla distanza. Il dialogo tra INPS e INAIL è un esempio di sinergia tra enti pubblici che nelle parole dei suoi due direttori regionali nasce da una cultura comune di servizio alla cittadinanza, in un percorso seguito da vicino anche dal Comune di Venezia. Ci siamo sempre scambiati informazioni reciproche per arrivare al risultato. È un obiettivo raggiunto senza tanti clamori, senza tanti proclami, ma facendo sì che ci sia una razionalizzazione. È quello che secondo noi è la miglior cosa che si può ottenere. Anche le associazioni, in particolare devo dire è stata molto vicina a noi l'ANCI, hanno seguito questo percorso. Tutto questo va nella direzione di una scelta strategica condivisa a beneficio della collettività e anche dell'interesse pubblico. Torniamo per un attimo alla cronaca. L'estate ormai è finita, ma la Guardia di Finanza nel corso appunto della stagione estiva balneare sul litorale di Chioggia e Sottomarina ha sequestrato una grande quantità di articoli irregolari. Vediamo.
Oltre 45.000 articoli per un valore complessivo di 170.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Chioggia perché contraffatti o non sicuri per i consumatori nel corso dei controlli che si sono svolti quest'estate a Sottomarina. Un extracomunitario che aveva messo in vendita circa 400 prodotti contraffatti di note griffe di moda tra abbigliamento, borse ed accessori vari è stato denunciato, mentre un ambulante è stato segnalato alla Camera di Commercio per vendita di prodotti non sicuri. Sempre a Sottomarina, il titolare di un negozio di souvenir che vendeva prodotti non sicuri e privi delle certificazioni e indicazioni prescritte dal Codice del Consumo è stato segnalato alla Camera di Commercio per l'accertamento di sanzioni amministrative che possono arrivare a superare i 25.000 euro. Siamo alla politica. Il presidente di Viacqua, Giuseppe Castaman, si candida con la Lega alle elezioni del 25 settembre e rilancia il tema ambientale. Bisogna salvaguardare e valorizzare le nostre risorse naturali, a cominciare proprio dall'acqua. Transizione ecologica nell'estate della crisi idrica e del caro energia. Giuseppe Castaman, presidente di Viacqua e candidato per la Lega alla Camera dei Deputati, lancia la sfida politica. Bisogna dare una risposta ai cittadini su un tema quanto mai attuale per famiglie e imprese. Queste non devono diventare le paure, ma devono diventare, i temi sui quali ci confrontiamo, e la politica deve ritornare a essere popolare, perché deve guardare la bolletta che arriva all'impresa, la bolletta che arriva alle famiglie e quello che si deve fare realmente. E per quanto riguarda l'acqua, deve fare quelle politiche che servono a garantire non solamente la quantità ma anche la qualità dell'acqua, quindi investimenti. Investimenti per l'economia e per la qualità della vita dei cittadini. Anche la gestione dell'acqua deve tener conto dei cambiamenti necessari. I cambiamenti necessari sono ormai entrati nella mentalità della gente, che sono quelli riguardo un maggior rispetto dell'ambiente, un maggior rispetto delle risorse anche del nostro territorio, capire che le risorse non sono infinite, e quindi la salvaguardia del nostro territorio non è fatta solamente per i nostri figli come retoricamente veniva fatto, ma è fatto perché diventa un elemento dominante della nostra economia e del nostro vivere. Io ricordo che nella nostra provincia settori importanti come il tessile, il conciario sono nati per l'acqua, perché c'era l'acqua e perché c'era forza lavoro. Noi dobbiamo salvaguardare questa ricchezza e dare anche una prospettiva anche dove la transizione, dove l'attenzione all'ambiente diventa uno dei temi di quella cosiddetta economia green di cui tanto parliamo, ma bisogna concretizzarla. Un settore su cui bisogna investire in termini di idee e di progetti è l'agricoltura, non solo perché sopravviva, ma perché produca ricchezza. Anche da questo punto di vista la gestione delle risorse ambientali diventa fondamentale. Due esempi che porto, che abbiamo inserito nel piano industriale di Viacqua, due esempi. Uno studio di fattibilità sul riuso delle acque di depuratori, perché queste possono essere riutilizzate per l'uso irriguo. Il secondo esempio molto concreto, l'essiccazione dei fanghi. Noi produciamo 20.000 tonnellate nel nostro sistema depurativo, l'essiccazione dei fanghi per una riduzione e uno smaltimento. Abbiamo un accordo Coava nel termovalorizzatore esistente, lì accanto ai nostri impianti di depurazione. Sono esempi molto concreti di cosa vuol dire passare dalle parole ai fatti. Dalla Mostra del Cinema di Venezia, 79esima edizione che si è chiusa sabato, estraiamo un documentario interessante, Il secondo tempo di Julian Ross, un docufilm nato da un'idea del direttore del Dipartimento di Medicina dello Sport dell'ULSS numero 2, Patrizio Sarto. Il documentario racconta la storia di un ragazzo, Luca, che ha dovuto abbandonare un sogno a causa di un'anomalia al cuore. Quando mi hanno trovato il problema mi stavo preparando per andare agli italiani di atletica. Arriva la raccomandata che Lucia non può più fare le gare. Mi sono letteralmente messo a piangere davanti ai miei genitori ed è quello che un po' credo abbiano fatto tutti quelli che hanno incontrato questo problema. La storia di chi deve abbandonare un sogno per un'anomalia congenita, di chi è costretto a rinunciare ad una passione, forse ad una carriera, perché altrimenti la sua vita sarebbe a rischio. Nel docufilm è nato da un'idea di Patrizio Sarto, su ispirazione di un ragazzo come tanti, quelli che lui ogni giorno vede e visita. È raccontata la storia di Luca, promettente campione di calcio, e del suo secondo tempo, la sua occasione, nonostante tutto. Per noi sono tutti i Luca, tutti quei ragazzi famosi e meno famosi ai quali purtroppo un medico e un cardiologo dello sport deve dare una brutta notizia, che è quella che non potranno più continuare nel loro sogno sportivo.
Comincia alle 5:30 l'allenamento. Tanto non gioco. Qualcuno ti ha chiesto di dare indietro i pantaloncini e la maglia? Nel docufilm, dove i silenzi pesano quanto le parole, la musica firmata dal maestro Diego Basso proietta lo spettatore dritto nel cuore del giovane calciatore, tra paure e speranze. Quello che emerge è un messaggio forte. Per questi ragazzi è necessario dare una seconda opportunità. Il lavoro che stiamo facendo come Azienda 2, capofila del programma molto più importante che quello della Regione del Veneto sull'uso dell'esercizio per la cura delle malattie croniche, ha proprio quest'altro filone, quindi dedicare attenzione a questi giovani ragazzi per dare un'altra opportunità. Si deve però partire da un punto cruciale, che è diventare consapevoli. Il documentario autoprodotto trae ispirazione dalla storia del personaggio del manga Capitan Tsubasa, Julian Ross, una storia in cui potersi riconoscere. Dopo la mostra del cinema di Venezia, il cortometraggio è destinato ad approdare nelle scuole del Veneto e non solo. Devi fare come in campo. Lo devi dribblare. Bisogna usare la testa. E la testa ti insegna quanto vale il cuore. E con questa storia noi ci salutiamo. Focus TG torna domani puntuale alle 12. L'informazione su Rete Veneta oggi alle 18:50 con TG Bassano, alle 19:15 con TG Vicenza. A tutti grazie per l'attenzione. Buona giornata.